rosso, la mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, il nome dell'onore e della gloria è mia, la sconfitta e il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita, siamo con te. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Na festa do fim de semana. Ciao, direi che ci siamo, ok. Era una piccola prova pre-commento. Ciao. Prova.
Ok, allora vediamo un attimo di sistemare un piccolo problemino tecnico, un attimo di pazienza e poi vediamo se riusciamo a riabilitare la diretta. Poi che proviamo a staccare e riattaccare la telecamera. Decisamente a scatti, ma va. Bene. 3 a. Buonasera a tutti, cari amici, prima di iniziare la partita, la parola al presidente di Buonanotte. Buonasera a tutti e rubiamo solamente 2 minuti prima appunto dell'inizio della partita per ricordare il 25 novembre, cioè la violenza contro le donne. Perché noi abbiamo un progetto in ballo con le ragazze e questa sera per l'occasione abbiamo invitato il presidente della cooperativa da Prodolo di Loreto, al quale passo subito la parola. Prego Presidente. Da 50 anni circa che opera sul territorio cercando di aiutare donne vittime di violenza da diverse strutture, donne preconosciute, donne mamme di bambini, abbiamo un laboratorio per i requisiti lavorativi, abbiamo progetti sulle donne vittime di tratta, adesso anche ci occupiamo dei profughi ucraini, sulle donne con bambini gravi di emergenza, purtroppo è diventata una cosa lunga, secondo me. Comunque è una vita che discutiamo questo, quindi significa che la cosa c'è sempre stata, adesso che se ne parla sempre di più, non se ne occupano e quindi l'attenzione è molto più alta. Sono anche diventati reati certi comportamenti, per fortuna si procede in ufficio, adesso il femminicidio è diventato un reato, vedremo su consenso, stiamo ragionando su come gestirlo, vedremo su quello che si riesce a fare. Potremmo stare qui a parlare ore di come la violenza
delle sfaccettature per comune soltanto per fisica. E quindi grazie all'allenatore che ci aiuta a aiutare la sensibilizzazione. Grazie a tutti e buona partita. Grazie. Iniziamo la partita con il Bologna. Benvenuti dell'Arena Biancossa, da sempre la casa del Bologna. Ottava giornata del campionato nazionale serie B1 Girone C. Il nostro capitano, la nostra pensiera, Dona Castellano e la vacca Anna Luna Padova una partita seria. Grazie. Altro per un conto, il Marco, la signora Chiara Di Santo di Roma, assieme alla signora Alice Pineviente, sempre di Roma. Allora amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, ottava giornata del campionato di Serie B1 Girone C, che vede a confronto la Rotoplas. Niente intro in questa giornata perché oggi abbiamo voluto lasciare la intro alla presidente di una cooperativa sociale che proprio aiuta le donne vittime di violenza a parlare e a trovare un modo per combattere questa violenza. Da sempre Volano Volley è così. Allora, intanto saluto Silvia Briani, mia compagna di viaggio di oggi. Un saluto al nostro Andrea Zeni, comunque ci aiuterà da casa. E tra poco noi inizieremo la diretta. Ed ora si abbassano i luci, tutti assieme, fingiamo la Rotoplas, in campo, Emanuela, ascoltati. Siamo qui all'Arena Biancorossa, lo dicevo, è l'ottava giornata, la Rotoplas ci arriva dopo una sconfitta pesantissima contro la Wolfsburg Vicenza Volley, in cui la Rotoplas ha registrato il peggior punteggio di sempre in B1. Inizia la partita adesso,
e anche oggi comunque l'avversario sarà fortissimo, ovvero Padova. 1-0, primo punto per Volano, che col muro vincente di Ariana Tomasetic giornata. Ovviamente, come ho detto, sarà una partita complicata perché ad una Padova, insieme a Giorgione, è l'unica stagione concluso fino adesso. Sono le uniche due squadre che hanno fatto per il momento l'unplane di vittorie, però ad una tutte di 3 punti. Quindi al momento conduce Giorgione con un punto di vantaggio proprio sul Padova. Intanto però c'è stato l'ace di Monica Costalunga. Difende Costalunga, alza Zara, zona Ferrari che attacca pallonetto e vincente di Ferrari. 3-0. 3-0 Rotoblas. Cenno di protesta da parte delle ragazze di Vincenzo Rondinelli, però abbastanza timido. Monica ancora lei al servizio, ha ricevuto la capitana Masiero. Tentativo di Murata che non va a buon fine della Rotoblas. Un'altra chance per Padova che è out. 4-0, attacco fuori di Waversik. 4-0 Rotoblas. Siamo adesso 4-0 nel corso di questo primo set. Ancora Monica Costalunga al servizio. Palla lunga, giocabile per la Rotoblas. Zara, Ferrari, attacco e out. Primo punto anche per la Bancani ad una. Si porta sull'1-4. Primo errore anche per la Rotoblas. Servizio Sofia Fenzio per la Bancani ad una di Padova. Piero Bon ha ricevuto Zara. La Ferrari attacca, c'è la difesa di Becerina. Tentativo a pallonetto murato di Waversik. Ancora Waversik ad attaccare. Attacco out. Siamo 5-1 per la Rotoblas nel corso di questo primo set. Ariana Tomasetic al servizio. In rete. 5-2 il punteggio. Chiara Waversik al servizio. Battuto. Servizio out. 6-2 per Volano in questo primo set. Servizio di Matilde. Zara alza. Punto vincente di Francesca Volpini. Terzo punto per Padova nel corso della prima frazione. Alessia Pasa al servizio. Servizio battuto da Pasa e vincente perché arriva l'ace. 4-6. 4-6 adesso. Alessia Pasa, ancora lei al servizio. Intanto vi informo, arriva un altro ace. 5-6. Allora stavo dicendo, vi informo già che la prossima giornata, nel caso non me lo dimenticassi com'è, andremo a Ponte sul Mincio a affrontare Peschiera e una trasferta che a me... Un altro muro.
Ancora Pasa, dicevo andremo a Ponte sul Mincio contro l'Oro Tigaria Sport Peschiera, una squadra che al momento lotta nei bassi fondi. Tanto erroraccio qua della difesa metacampo padovana. Settimo punto, di nuovo in vantaggio la Rotterdam. Dicevo, la formazione che al momento è nei bassi fondi, per dirla zona retrocessione. Beh, non che noi in questa stagione non abbiamo, anche noi abbiamo vissuto un po' di partite addirittura da ultimissimi in classifica come unica squadra appunto a mani vuote proprio. 7 pari. Punto di Francesca Volpin. E va lei al servizio. Battuto. Ferrari riceve Zara. Attacca Monica. Murata Monica. Vantaggio per di Padova. Da 7 per Padova che si porta in vantaggio. Ferrari. Palla un po' lunga, subito giocabile però Piero Bon ci mette una pessa. Monica, Costa lunga. Monica, Costa lunga, 8 pari. Emanuela Agbortabi. Bortabi. Attacco vincente di Elisa Vecerina. Di nuovo vantaggio per la Banca Aniaduna di Padova. 8-9 il punteggio a favore delle padovane. Servizio affidato a Marianna Giai. Attacca a Rianna Tomasetti, però c'era la difesa di Pasa. Attacco vincente di Marta Masiero. No, scusate, Masiero è libero, scusate, ma mi sono perso chi ha colpito, chiedo scusa. 10-8 per Padova. È tutto. Monica Costa lunga riceve, Zara alza, zona Gosner e c'è infrazione di quarto tocco abbastanza netta. 11-8. 3 punti di vantaggio per Padova adesso, dopo un iniziale nonostante un inizio sotto di 4 punti. Adesso Padova ha preso già le misure alla nostra formazione, che comunque è abbastanza in difficoltà perché siamo senza anche la nostra capitana Carlotta Petrosiello. Muro vincente di Sofia Fenzio per il 18. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 12-8 il punteggio a favore della Banca Aniaduna di Padova nel corso del primo set. Rianna Giai al servizio. Battuto. Ara Ari alleggio di Piero. Tacco out. Tacco è out. Punto per Volano che si porta sul 9-12.
Osler. E out vincente di Chiara Wabersich. Niente da fare per Monica Costalunga, che ci aveva provato. Elisa Vecerina al servizio per Padova. Sul 9-13. Servizio battuto. Ferrari. Zara. Zona Costalunga. Attacco vincente. Monica Costalunga. Punto numero 10 per la formazione di Luca Parlatini. Per rete di Monica Costalunga. 14-10 per Banca Ania Duna Padova. Servizio di Sofia Fendio per Padova. Battuto. Sempre su Ferrari. Zara. Massetti ha provato, ma c'è la difesa di Gai. Attacco. Mani out di Ferrari. Quindi punto per Padova. 15-10. Quindi adesso sono 5 le lunghezze che separano Padova da Volano. Servizio di Sofia Fendio. Sempre su Ferrari. Zara attacca Ferrari. Pallonetto difeso da Giai con l'ausilio anche del muro. Palleggio di Fendio. Poi all'attacco che non va a buon fine per la difesa di Piero Bona. Attacca Tomasetti, ma anche qui la difesa di Padova risponde presente. Free ball di Costalunga. Attacco giocabile ancora. Giocabile ancora per Padova. Giai. E il muro vincente di Zara. Quindi 15-11 quindi Anna Tomasetti. Ricevuto la capitana Madiero. Attacco vincente di no, è out l'attacco di Pasa. 12-15. Sempre Arianna Tomasetti al servizio. Battuto il rete 16-12. Servizio out di Chiara Wabersich. 13° punto per la Rotglas. Matilde Zara al servizio. Servizio e arriva l'Ace. L'ace di Matilde Zara mette alla Rotglas di accorciare. Servizio, però un buon servizio di Zara. Giocabile per la Rotglas, vediamo di sfruttarla con Agbortabi. Emanuela Agbortabi. 15-16. Emanuela Agbortabi arriverà il time out per Rondinelli adesso, sì, sponsor.
nuovo in diretta dall'arena bianco-rosso di Bolano. Siamo 15-16 a favore della Banca Agnaduna nel corso del primo set. Zara ancora lì al servizio, battuto, forse andava out, però giocabile ancora per la Rotoblast. Gosner, attacco che è out. C'è un cambio, esce Maya Gosner per Olivier Marquardt. Uh. 17-15, quindi il punteggio. Servizio Pasa. Zara, attacca Ferrari, difesa di Wabersik. Attacco al centro, tentativo di Pasa che non va a buon fine. Alisien Marquardt ha provato l'attacco a difesa da Vecerina. Attacca proprio Vecerina. Vabbè, era nettissima qua l'invasione. Infatti ero un po' perplesso. Infatti ho detto, ma perché non fischia l'invasione? Servizio Alessia Pasa. Tutto in rete. 16-18 punteggio. C'è un cambio anche per Padova. Esce Alessia Pasa ed entra la numero 16 Linda Callegaro. Camilla Ferrari battuto sul capitano Masiero. Tentativo a pallonetto anche Bortabi. Giocabile ancora per Padova che zona Costa Lunga ancora per la Rotoblast perché concede un'altra free ball. Ancora Monica Costa Lunga 17-18. Battuto su Vecerina. Attacca Vecerina. 19-17. Bortabi, Emanuela Bortabi. 18-19. Proprio l'autrice del punto, Emanuela Agbortavi. Chiedono una verifica della rotazione. Bortabi. Vicente di Elisa Vecerina.
Monica Costalunga 19-20. Lilian Marcart al servizio. Dai. Mani out. No, è solo out. 20 pari. 20 pari. Ancora Lilian Marcart. L'oddio del muro per giocare. Monica 21-20. Out il servizio, 21 pari. Tratta la numero 8 Alessia Padova ed è uscita Linda Callegaro. 21 pari per Padova. Quindi al servizio va proprio. Adesso al servizio c'è Elisa Pecerina. Il servizio di Vecerina. Battuto. Monica Costalunga. Zara. Massettice, però c'è la difesa di Fendio. Riball concessa la Rotoblas. Monica Costalunga, difeso Jai. Muro quasi vincente di Tomassettice, però giocabile ancora per la Rotoblas. Attacco al centro di Ferrari. Noviero. Muro di Tomassettice. Ancora giocabile Rotoblas. Le sta difendendo. Ecco, stava difendendo bene Padova. E Monica dice basta. 22-21. Monica Costalunga al servizio. Out. 22 pari. Non stavo guardando il corpo. Non ho fatto in tempo a sentire sto coro e mi ha stato por vedere. Che sfortuna. Su via Fendio. Servizio per Padova sul 22 pari. Battuto. Piero Bon. Zara. Attacco di Ferrari, ha difeso Jai. Senza Fendio. Attacco vincente. Di nuovo vantaggio per Padova. Alessia Pasa. Servizio Sofia Fendio. Sono 23 pari. Time out per Luca Pallattini, sponsor. Nuovo in diretta, la Lana Bianco-Rossa di Volano, 23-22 a favore di Padova nel corso del primo set. Formazione di Rondinelli quindi è riportata avanti e ha costretto Pallattini a chiamare il suo secondo e ultimo time out del primo set. Via Fendio, servizio battuto su Piero Bon, Zara. Ferrari attacca, c'è la difesa con l'ausilio anche del muro di Pecerina. Giocabile. Non ci voglio credere. Piero Bon e
Posta lunga, non se la sono chiamata e nessuno ci è andata. 24-22. Mamma mia, ragazzi. Si difende Ferrari. Ovviamente adesso c'è il set ball per... C'è il set ball, la prima palla però viene annullata. Pronta Bortavi, pronta Velena Marsiglia, escono Rons e ovviamente credo Tomasetic, esatto, per provare a... È un cambio per provare. Vabbè, ormai nulla da perdere ormai. Sul 23-24, quindi proviamo con il doppio palleggiatore fuori centrale per magari migliorare anche un po' la difesa in posteriore. Allora 23-24, la Marsiglia al servizio, battuto su Vecerino. Mi vede proprio Marsilli, Arcart, Ferrari Murrata. Peccato. 23-25, primo set per la formazione di Padova. Adesso andiamo con gli sponsor e ci ritroviamo per il secondo set. Oh ragazzi, nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Polano. Un po' di recriminazioni dobbiamo farcele, soprattutto per il finale del set. Però la partita è ancora lunga, direi. Quindi cerchiamo di ripartire col piede giusto e vedremo che ce la potremmo fare. Forse a giocare
sappiamo giocare, come sappiamo fare, secondo me. Quindi inizia il primo set, fra un attimo vi dico il riassunto di come è finito il primo set, grazie ad Andrea Zeni. Una Setic murata, ancora giocabile, attacca Ferrari, salva Vecerina, free ball concessa. Punto della Rotoblas. Quindi primo punto per la Rotoblas, siamo 1-0. Se mi date ancora qualche secondo sarò di nuovo operativo. Servizio di Arianna Tomasetic su Vecerina. Giai giocabile per la Rotoblas con la difesa di Costa Lunga. Ferrari murata, difesa Tomasetic, Zara, ancora Ferrari, money out di Ferrari, 2-0. Camilla Ferrari. Primo punto anche per Sofia Fenzio, quindi primo punto per servizio di Vecerina, attacca anche Bortavia, ha difeso proprio Vecerina, tentativo a pallonetto vincente di Rianna Pasa, 2 pari. Due pari, quindi adesso sono di nuovo operativo. Per un attimo vi dico i punti anche di questo primo set. Costa Lunga attacca, difesa da Masiero, e poi è vincente il pallonetto di Alessia Pada che porta in vantaggio ad una Padova. Allora i punti di squadra, vediamo quelli della Rotoblas. 2 Agbortavi, 8 Costa Lunga, 2 Zara, 1 Ferrari, 1 Tomasetic, 14 punti di squadra, 9 su errore di Padova. Adesso vi dico anche quelli di Camilla Ferrari, dato 3 pari. Vi dico adesso quelli di Padova: 3 Volpin, 3 Pasa, 2 Fenzio, 3 Wabersic, 4 Vecerina. 15 punti di squadra, 10 su errore della Rotoblas, quindi 7 punti ci siamo. Punto vincente di Padova. Ferrari, Zara, Risien Marcart, Murata, Risien Marcart 4 e 3-5, scusate. 4-3 a favore di Padova. Battuto su Ferrari, Zara, Milla, Murata, forse il quarto tocco che però non viene ravvisato dal primo arbitro, quindi la svista mia. Wabersic, pallonetto vincente. Chiara Wabersic, 6-3. Servizio Sofia Fenzio, battuto su Monica Costa Lunga, Marcart, Camilla e Monica Costa Lunga, 4-6.
Camilla Ferrari. Wabersic, Piero Bon con lo zio del muro. Zara, Costalunga murata da Chiara Wabersic. 7-4. Di Wabersic su Piero Bon, palla che sfiora il tetto. Ferrari troppo in avanti sulla rete, non poteva attaccare, se non avrebbe fatto l'infrazione dei 3 metri. Monica Costalunga attacca su Masiero che ha difeso bene il pallone, e poi Alessia Pasa chiude il punto. 8-4. Sa che quel punto là potrebbe esserci costato carissimo. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo 8-4 a favore di Padova nel corso di questo secondo set. Battuto il servizio di Wabersic su Costalunga. Attacca Costalunga con il tocco a Bruno che c'è. 5-8. Manuela Agbortabi. Out di Manuela Agbortabi. 9-5. L'è tappata al servizio. Vincente Alessia Pasa. Dieci a 5. Sara. Punto di Becerina. 11-5. Adesso direi che prendiamo. Zara. Cerca Volpin. Pronto a entrare Moia Gosner per Olivier Marcat. Inizio di Pasa. Attacca Arianna Tomasetic. Arianna
Tomasetti 6-12. Zara, Matilde Zara 7-12. Il rete di Maya Gosner 3-17. Servizio di Volpin battuto su Piero Bonzara con Massetti. Stabile per Padova. Per poco. Punto numero 8 della Rotoblast. Pronta Monica, Costa Lunga. Tutto. Muro di Tomasetic che vale il... Ah, ecco, 9-13, infatti ho detto. C'è un cambio per Padova, entra Emma Venturi ed esce la numero 6 Mariana Giai. Pronta al servizio questo Monica Costa Lunga, ancora lei battuto si pasa, alza proprio Venturi, dato in campo di Elisa Vecerina. 10 a ecco 9-14 infatti. Tutto su Ferrari. Zara attacca Camilla, ha difeso Vecerina, ma c'è l'invasione di Volano. 15° punto per la Bancani ad una. Adesso sta prendendo il largo in questo secondo set. Peccato purtroppo, però mi sa che quella brutta imprecisione che abbiamo avuto sul 22-23 ci è costata cara. Attacco out qui invece di Chiara Wabertic. 10-15 punteggio. Il servizio Arianna Tomasetti. Attacca Wabertic, che stavolta è vincente. Chiara Wabertic 16-10. Out, va anche a toccare l'asta. 11-16. Occupata Wabersi 17-11. Tutto. Allora Maia Gosner, Murata ancora giocabile, lato Ferrari difeso da
Becerino. Ecco, ancora non vince difeso Waberic. Si prova con l'attacco Pasa. Adesso Monica Costalunga, difeso Fezio. No. Sarà invasione. Pasa. Mamma mia che urli. Pallonetto. Ah. a 11, time out per Latini, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorosso di Volano, 18-11 il punteggio per Bancani a Luna. Servizio battuto dalla Fendio. Zara. Camilla Ferrari. 12-18 il punteggio. Servizio su Pasa. Volpin. Francesca Volpin, 12-19. Pasa. Zara. Mani out. Lucente di Monica Costalunga. Entra Lara Rons per Emanuela Bortabi. Arriva l'Ace. Becerina più dall'altra parte. Thomas Etige. Il gol concesso da Cosner a Padova. Basta l'attacco di Alessia Pasa. 20-14. Zara. Monica Costalunga, Waber Pick. Pierobon. Provato Costalunga, Masiero, la capitana, difeso. Poi che bomba di Elisa Becerina, 21-14.
21-14. Out. 15-21. Pronta Maya Gosner al servizio per le biancorosse di Luca Parlatini. Attacco in rete, scusate, di Volpin. Siamo 16-21. Cosner. Attacco vincente di Francesca Volpin. Siamo 16-22. Francesca Volpin al servizio per la formazione di Vincenzo Rondinelli, che al momento conduce 22-16 secondo set dopo aver vinto il primo 23-25. Attacco vincente, Elisa Veccerini in mezzo al muro, Zara Tomasetic. 23-16 il punteggio. Unica Costa Luna 17-23. Costa Lunga out. 24-17, siamo al set ball per Padova. Tutto Piero Bon, Zara, Ferrari. Possibilità per Padova per chiudere il secondo set. Al momento no, perché Piero Bon ha evitato problemi. E poi Ferrari out. Quindi si chiude il secondo set. Andiamo con gli sponsor.
mica per stare tutte e due quelle. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo già al set decisivo di questa ottava giornata. Padova ha vinto il primo set 23-25 e il secondo proprio pochi minuti fa 17-25. Inizia subito col piede giusto Becerina, 1-0. Vediamo i punti di squadra dopo 2 set. 2 Agbortavi, 12 Costalunga, 11 Rons, 4 Zara, 4 Ferrari, 3 Arianna Tomasetic. 26 punti di squadra, 14 su errori di Padova. I punti di squadra invece di Padova sono i seguenti: 7 Volpin, 8 Pasa, 4 Fenti, 17 Wabersik e 9 Vecerina. 35 punti di squadra e 15 su errore della Rotblast. Questo è il riepilogo dopo 2 set di gioco. Tomasetic, punto vincente di Wabersik. Ovviamente il nostro augurio sarebbe provare a invertire la tendenza, però in questo momento con gli infortuni e trovando un avversario così forte come la Banca Aniaduna è veramente difficilissimo in questo periodo fare punti. Speriamo nelle prossime partite, soprattutto contro Peschiera, che è una delle squadre che stanno davvero lottando per non retrocedere, perché sono al momento abbastanza indietro in classifica. Ovviamente per loro fare punti sarebbe una importantissima notizia. 3-1 allora il punteggio. Sofia Fenvio al servizio. Ferrari, Ace. (4-1). C'è da dire che abbiamo non messa benissimo Camilla Ferrari, perché purtroppo lei, che di solito in tante partite segnava tantissimi punti, al momento anche lei acciacchi fisici non gli stanno dando tregua. Infatti è abbastanza, come detto prima dal numero di punti, non siamo messi benissimo. Ariana Noela Portabi, 2-4 il punteggio. Non abbiamo neanche Annika Pin, abbiamo Petruzziello e abbiamo tutti i terminali d'attacco messi di box bar ciaccati. Questo fa capire la situazione grave che stiamo vivendo in questo periodo, oltre all'addio anticipato di Andrea Cestari. Allora siamo 2-5 per Padova, poi nulla da dire. Padova è una delle squadre più forti del nostro girone, nulla da obiettare. Infatti giusto da dire che abbiamo anche gli infortuni non ci danno tregua, però c'è anche da dire che davanti abbiamo comunque un avversario di tutto rispetto, come lo avevamo sabato scorso. Monica in pallonetto, difeso Wapsi. Poi l'attacco quasi vincente di Vecerina. Ci prova Costalunga. Attacco al centro Vecerina. In centro. Sei a 3. Messa palla al servizio. Tutto. E arriva lei.
loro. 7. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 7-3, scusate, il punteggio a favore di Padova nel corso di questo terzo set. Alessio Parra, 7-3, Padova. Alessia Pada, servizio battuto in rete, 4-7. Manuela Cobortavi al servizio. Cobortavi al servizio. Punto vincente di Elisa Veccerina. 8-4. Francesca Volpin al servizio, tutto ace. Nova 4. Punta al servizio, ancora Volpin, poco fa attrice dell'ace. Questa volta in rete il suo servizio. 5-9. Maria Gosner al servizio, battuto. Mani out col 10-5 di Padova. Mazzetti di Murata. Niente da fare ragazzi, purtroppo se non sistemiamo i nostri problemi fisici, di sicuro a livello di allenamento e a livello di gioco non riusciremo forse per le prossime partite a trovare la quadra ideale. Poi ovviamente lieto di sbagliarmi, però purtroppo sul cambio i risultati stanno parlando chiarissimo. 12-5, arriva il time out sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo 12-5 a favore di Padova. Un altro servizio che si trasforma vincente per Padova. 5-13 punteggio.
servizio su Piero Bon. Monica, Costa lunga, giocabile al centro, attacca, tentativo di provare l'attacco, Costa lunga, giocano bene, fanno quello che vogliono. Elisa Vecerina 14-5. Richiamo verbale del primo arbitro Chiara Rizzardo alla metà campo biancorossa. Non so il motivo perché non stavo neanche guardando. Arianna Tomasetti 6-14. Capiremo nelle prossime. Capiremo dopo cosa è realmente successo sul caso. Costa lunga, curata da Tomasetti, l'attacco di Padova, però ancora giocabile. Sbaglia l'attacco Vecerina. 7-14. Monica, Costa lunga al servizio. Tutto out. Da entrare la numero 11 Alessia Sgherda per Elisa Vecerina. Servizio da Sgherda. Prova Tomasetti, c'è diffuso proprio Sgherza. Si prova l'attacco. Infrazione di quarto tocco. No, portata, scusate. 8-15. Servizio Arianna Tomasetti. Numero 15 e quindi ace di Arianna Tomasetti. Tutto out. 16-9. Pronto ad entrare la numero 20 Ludovica Marinucci per Sofia Fendio. Infatti Marinucci che va al servizio per Padova. Adesso Rondinelli adesso si può permettere anche l'uso di fare delle rotazioni questo ultimo set, perché ormai è abbastanza scontato che finito questo set si concluderà la partita. Troppo superiore in questo momento per le nostre ragazze, la formazione di Padova. 17-9. Ludovica Marinucci al servizio. Pronto Marinucci, battuto. Servizio out di Marinucci. 17-10 adesso il punteggio. Dezzara al servizio. E arriva l'Ace.
11-17. Tutto out. 18-11. Chiara Wabersic al servizio. Tutto. Tiro buono. Zara. Prova Gosner all'attacco, ha difeso Sgherza. E poi il punto vincente Francesca Volpin. 19-11. Servizio out di Chiara Wabersic. Camilla Ferrari al servizio per Volano sul 12-19, battuto out. 20-12 punteggio. È brutto da dire, però dopo 3 anni di fila che siamo andati ai playoff, che ce la siamo sempre giocata ad armi pari con le grandi big del nostro girone, quest'anno sarà un anno abbastanza di transizione in cui lotteremo per restare a metà classifica barra salvarci, giusto come, però ci sta, dopo 3 anni di fila in cui si va ai playoff ci può stare questo, una stagione più negativa. Volpin murato da portabile. Entra Lara Ronz per Emanuela Portavi che poco fa ha fatto il muro vincente. Si prova Gosner, però è out. Buttato un punto. Buttato 21-13. Entra Lilian Marcart ed esce proprio Maya Gosner. Gli ultimi tentativi proprio questi sono, però Francesca Volpin, servizio battuto, riceve Piero Bon, scusate, attacca Monica, Costa Lunga, però c'è la difesa di Pasa. Il ball concessa da Sgherza. Zara, Tomasetic, Arianna Tomasetic. È marcata battuta. Scusate. Zara, Costa Lunga in mezzo al muro, 15-21. In rete di Alicia Marcart, 22-15. 22-15. Zara, Lunga, Madiero, tentativo d'attacco di Wabersic, ancora Costa Lunga, disinnescato l'attacco Sgherza, Madiero dall'altra parte, Zara, Massetic, Masiero
Lato provato di Waberti, puro vincente. Unica Costa Lunga al servizio. Alza Giai. Poi ha attaccato Sghersa. Adesso ci prova Ferrari, però viene Muratta. Marcart però mette la palla nella metà campo di Padova. Ha provato l'attacco, almeno ci ha provato. Vincente. 17-22, c'è qualche problema per Wabersig, però timeout sponsor. L'Arena Biancorossa di Bolano. Siamo 22-17 a favore di Padova nel corso di questo terzo set. Visto battuto da Monica. Attacco vincente di Ghersa. 17-23. Mancano 2 punti a Padova per uscire con i 3 punti e tenere almeno il 100% il passo di Giorgione. Ferrari attacco vincente 18-25. C'è un cambio e rientra Agbortavi per Lara. Massetti andava out. Attacco vincente. Palla in campo 18-24. Tutto il servizio da Marinucci. Zara Bortavi. Emanuela Bortavi 19-24. E Volpin chiude 25-19. Continua il nostro momento negativo, però oggi era abbastanza scontato dire che non sarebbe andata bene, però dai. Adesso andiamo a giocare con Peschiera la prossima giornata e saranno punti importanti per la prossima giornata, quindi speriamo, incrociamo le dita che le nostre ragazze tornino in forma per provare a puntare a tornare al successo, ovviamente contro una squadra che 2 stagioni fa ci aveva messo molto in difficoltà sia all'andata che al ritorno. Grazie Silvia Briani, grazie Andrea Zeni da casa e a tutti voi l'augurio di una serena notte.